Bella raga, io sono Pix, sì, sto facendo un sacco di video al momento, uno dopo l'altro, perché ho appena finito di fare Brain Out, e prima di Brain Out ho fatto quello della scuola. Vabbè, comunque, lasciando stare questi dettagli, oggi siamo in questo video di no. Allora, il gioco si chiama Strong Granny, cioè nonna forte. Niente, vedete questa nonnetta la devo far trascinare un sacco di cose pesanti, come quello là che suona la chitarra. E per aiutarla dovrò mettere dei fans che, cioè, appunto queste persone che fanno le foto. Ci sono anche i gatti, ma lasciamo stare, anche le renne ci sono un po', qui, ma di nuovo lasciamo stare. Lo speed, questo è essere utile, ma non lo faccio. Per 2 speed no, non lo faccio. Stanno facendo a quanto pare una mappa della luna, al momento c'è solo quella della città. Sto gioco, devo essere sincero, è molto carino. Poi ho anche la speed che aumenta la velocità ed è quella più costosa. Ho guardato un sacco di video, ecco perché là per l'altra speed 26 milioni. E poi lo addo tipo aumenti il peso, dovrebbe essere tipo. Guardate che nonna forte questa. Purtroppo non posso spostare sto palloncino. Purtroppo sto facendo tutto in automatico. Ma andiamo. Da notare che è famosa sta nonnetta. Quanti fan, persino i gatti. Quanto avranno mangiato sti gatti? Commentate con hashtag Pixogranny. Poi sì, Pixogranny ci piace. Vada. Più forza, noi sappiamo che ce lo puoi fare, nonnetta. Adesso hai pure più supporto. Scusate un attimo, ora partirà una pubblicità, quindi fermo un attimo qua. Scusate. Via! Per dire, se guardate la pubblicità potete fare grandi cose. Aumentiamo un po' qui il peso. Ma quello è il fratello sono due chance, o è il fratello sfigato di questi gatti ciccionissimi o è Alex Nauz di Lion. Beh, il colore è quello, quindi sembra già di più. Fate il tifo per la nonnetta. Nonnetta. Devo dire che questo gioco è molto simpatico, sì, ci può stare. Nel frattempo, codice Pixo nel negozio oggetti, comprare Riddick e May solo per i veri comici. Basso livello di batteria, vabbè, lo metto in carica dopo. Prima il video, che è il più importante, no? Ok. Inconveniente di registrare i video su YouTube. Ma lasciando questo, sto dicendo, codice Pixel nel negozio oggetti scade ogni 14 giorni, quindi mi raccomando. Comprare di che meglio per i veri comici. Ricordo che se voi scrivete l'hashtag che vi dico ogni video, nel video dopo vi saluterò. Quindi mi raccomando, hashtag Pixogranny. Mi raccomando. Ecco, questo gioco può dare, cioè, per quanto buffo e sorridente, io a me dire, cioè, io direi
che nascondono un significato. Poi non so se hanno fatto pure questo significato che ho in mente dietro, però potrebbe essere stato fatto con il significato di non giudicare le persone per il loro aspetto, perché pure i più anziani possono fare cose come trascinarsi i gatti ciccionissimi. E se questo significato è proprio un grande significato. Scusate, ma se no ci metto 4.000 anni, quindi devo approfittarne. Ma questo dente era un dente d'oro, se lo vendo al mercato me ne faccio di soldi, Forse. Vi sfido, quanti soldi mi potrei fare se vendo un dente dorato al mercato? Sapete che vi dico? Questo gioco ma no, forse no, cioè non so voi, ma forse vorrei anche un cambio di gioco. Aspetta che vi dico, questo video sarà un video 3 giochi a caso. Nel prossimo gioco, cioè questo, noi praticamente dovremo tagliare vari cibi con questo coltello? È questo veramente il gioco? Vabbè, proviamolo. Vai. Ah, chi vuole un po' di banana, un po' di rape, un po' di carne anche. Ah, anche delle carote se volete, tutto al vostro servizio. Guardate, sono proprio un bravo cannavacciuolo, mamma mia. Mamma mia Marcello, quanto sono bravo a cucinare. Tenete. Oggi in Macedonia di banane, rape e carote con un po' con un contorno di carne per tutti, Pubblicità. Vediamo un po' di fare. Ah, anche i pomodori si aggiungono adesso, ok. C'è Tomato Head. Risparmio. No, vabbè. Tomato Head è la skin di Fortnite comunque. Per chi non l'avesse capito. Sai che vi dico? Passiamo al prossimo gioco tra un po'. Questa è l'ultima partita su questo gioco, quindi cerchiamo di vincerla perché così poi andiamo sul prossimo gioco a caso. Vai. Tagliamo per bene. Oh mamma, ma quanto è diventato veloce il coltello? Vi prometto non sono io a cliccare così veloce. Il coltello è diventato Sonic. Chi lo sta impugnalando? Sonic o Flash? Che è? Che è sta roba? Siamo impazziti. Prossimo gioco a caso. Come ultimo gioco faremo Zombie Zoo. Un amo. Per chi non lo sapesse per niente, vedete, io sono questo zombie e devo dare la caccia agli umani, facendoli diventare anche loro a loro volta degli zombie e devo conquistare tutta la città. Solo che per esempio là mi richiedeva 4 zombie, adesso che siamo solo 2 zombie devo per forza saltarlo. Vai. Guardate, allora. Se tocco, salto. Se tengo premuto faccio il salto più alto. No. Molto buona questa gente. Vedete, adesso che siamo 4 zombie, posso per esempio spingere quest'auto che mi darà un ospite gratis. Poi abbiamo questo cubo, cioè questi cubi fanno sempre cose strane. Cosa fa? Posso distruggere qualsiasi cosa mi capiti davanti? Vada! Distruggiamo tutto! Ma sì! Guardate qua, siamo proprio siamo la gang dei zombie. Chi ci ferma? Ma chi ci ferma? Ma chi? Ma nessuno ci ferma, mamma mia. Cannavacciuolo, mamma mia, Cannavacciuolo. Non ho capito, è ristartata la partita? Aiuto!
vada vada. Questa è l'ultima partita e poi finisco il video. Ecco, finisco il video. Quindi sono diventati dei zombie, ok. E dopo questo video io direi che noi ci possiamo vedere in un nuovo e prossimo video. Ciao ciao!